Buonasera a tutti, ben ritrovati. Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati anche questa sera nel canale Marietto Veneziana, e questa sera abbiamo ancora come ospite d'onore niente po' di meno che Hilde Garda. Hilde, a te la parola. Novità, grande novità del canale del Marietto. Allora, intanto siamo qui al consueto appuntamento del Hilde, a te come la parola. novità, grande novità del canale Forse del... hai fatto partire Allora, intanto siamo l'immagine, ecco, dovresti mutare, ecco. Perfetto, allora siamo qui, siamo all'appuntamento del serale con il Marietto Veneziano sul suo canale. Dunque siamo appunto qui tutti insieme, almeno aspettiamo che si colleghino anche altri amici. Intanto vi ricordo gli altri appuntamenti della settimana. Ho un grande dubbio sul venerdì sera, vi confesso che probabilmente avrò qualche problemino venerdì sera, ma vedremo se riesco. Ci si vede alle 21:30 venerdì sul mio canale YouTube e sabato pomeriggio poi saremo sul canale YouTube del Marietto Veneziano alle 16 come sempre. Bene, Mi vedi? sì, dovresti magari regolare meglio la cam perché si vede anche... Sì, un perché pochino. ho dei piccoli problemi tecnici, ma adesso mettiamo tutto a posto. Ci vuole un attimino. Succede anche ai migliori. Sono un po'. Funziona adesso? Sì. Benissimo. Benissimo, ora è proprio inquadrato bene solo e esclusivamente il quadrante. Allora, salutiamo un po', ci sono già degli amici collegati con noi ed è sempre un piacere trovarli. Dunque abbiamo Marina, la prima della serata, buonasera, poi Ciao, c'è Marina. Giovanna, Michelle, Maurizio Antonio, Sara, ciao Liliana, ciao Beatrice, ciao Daniela, buonasera a tutti. Sicuramente si aggiungeranno anche altri amici con noi nell'arco della diretta, di questo tempo appunto che trascorreremo insieme. Però direi che magari possiamo cominciare a dare qualche risposta. Certo. Va bene. Allora, leggo io Marietto? Sì, leggi tu perché sono un po' impossibilitato stasera. Allora, Marina ci dice, intanto dice che lei sei mancato. Grazie. La domanda è, ci saranno delle novità nella sua vita a breve? Marina, 26 settembre 92. Allora, sì, chiaramente sì, no, chiaramente no, è novità nella sua vita breve. A brevissimo penso proprio che la cosa dovrebbe restare stazionaria, vediamo un pochettino a distanza. E alla distanza, che presumo siano più di 6 mesi, un bel sì, qualche novitona. Hilde, Così tanto, va bene, vediamo cosa dicono le sibille. Marietto, stesa lunga o 5-7 carte? Lunghissima, perché vedo che ci sono anche poche domande, quindi... Va bene, allora diamo maggiore soddisfazione alle domande che ci sono. Vediamo un pochettino se ci sono novità per Marina Giorgi, vediamo un po' cosa ci raccontano le sibille per lei nel prossimo periodo. Marina, 26 settembre 92, vediamo un pochettino. Allora, intanto stai per ritrovare qualcuno, per incontrare di nuovo qualcuno, dunque già probabilmente qualcuno che conosci già, altrimenti sarebbe una novità. Allora, nel passato recente abbiamo fedeltà, donna di servizio, pensiero, domestico e messaggero. Dunque grande industriosità, grande laboriosità, perché abbiamo ben due carte che manifestano e che parlano
di attività, nel senso di darsi da fare, che è la donna di servizio, ma anche il domestico. Dunque non solo sono due carte industriose e operose, ma anche carte favorevoli, positive, dove appunto andiamo a dissipare con l'azione, con la buona volontà, delle energie negative o comunque delle situazioni non favorevoli. Dunque è una stesa dove nel passato emerge cosa? Visto che la prima carta è una fedeltà, è una realizzazione di un certo tipo, no? Sentimentale soprattutto. Cosa significa dunque? Che nel passato recente comunque c'è un successo legato alla sfera sentimentale che è frutto però di un darsi da fare sia di te ma anche di lui. Diciamo che lui è molto più riflessivo, o comunque nel passato recente si è dato maggiori valutazioni, però comunque, anche messaggero in chiusura di linea, parla comunque di una ripresa dei rapporti, di nuove comunicazioni e di una volontà, insomma, di darsi da fare da parte di entrambi. Dunque, una prima linea positiva. Al momento c'è sacerdote, leggerezza, orgoglio e costanza. Dunque, al momento si direbbe, ma io comunque lo so, so che è così, il sacerdote con la leggerezza vuol dire che un po' adesso in questo momento c'è una distanza di mezzo. Vieni dall'Italia e vivi in Svizzera? È partito credo un audio. Sì, sono io che sto cercando di vedermi per riuscire a vedere anche le domande. Sono io invece. Ah, ok, magari conviene togliere l'audio dal video. Allora, abbiamo dunque un momento di lontananza che chiaramente dà la sensazione di una certa freddezza o comunque il timore, diciamo così, che possa nascere qualche competizione o che ci possa essere qualche rivalità nella tua vita. Dunque c'è un po', come dire, un po' questo timore o questo clima, però con la carta della costanza io ritengo proprio che comunque le cose vadano a tuo vantaggio, qualunque sia la motivazione per cui alcune cose sono distanti e c'è un clima di competizione. Dunque comunque viene favorevole per te. Nel prossimo periodo però abbiamo deliranti, morte, viaggio, dunque può esserci una situazione diciamo un po' contrariata, con magari il rischio o la necessità di chiudere un qualcosa o un qualcosa che viene chiuso e che tu subisci in un certo senso, no? Come la conclusione di un qualcosa, magari vedi, magari non sarai tanto d'accordo a chiudere una situazione, ma ad ogni modo questo cambiamento che inizialmente sembra sembra nascere per volontà di qualcos'altro, qualche circostanza esterna, diventa poi una tua scelta, una tua volontà. Allora, c'è magari un qualche piccolo dispiacere legato magari a un clima di eccessiva leggerezza, oppure la mancanza di un impegno, qualcosa che comunque non ti dà quella soddisfazione, quella gratificazione, ma che ad ogni modo continua a essere un qualcosa di favorevole, di positivo, e vedo anche che dovrebbe arrivare, ma molto più in là, perché la stesa chiaramente ci sta parlando per eventi. È difficile dare una tempistica alle sibille perché loro raccontano quello che deve succedere per eventi più, come dire, più evidenti, più importanti, e le tempistiche non sono facilissime, a meno che non si chieda proprio un tempo preciso già nella domanda. Diciamo che comunque, raccontando degli eventi, possiamo immaginare che questi eventi rientrino in un arco temporale di 3-6 mesi. Allora, l'esito, diciamo che non è che ci siano proprio delle novità, è più che altro
magari una qualche situazione di cui tu non sei perfettamente a conoscenza, qualcosa che può creare delle problematiche, delle inimicizie, delle difficoltà che tu al momento non vedi, o che comunque rischiano di insinuarsi magari in una situazione che è già preesistente, ok? Qualcosa che tu comunque stai cercando di difendere, di conservare. Però la carta dell'amica è la carta del ritrovamento dell'armonia, dunque secondo me l'amica e conversazione vuole anche dire che magari questa possibilità venga in qualche modo risolta o comunque venga ritrovata l'armonia e la serenità. Bene. Bene, una bella stesa, bella completa, una bella radiografia. Sì, una stesa molto completa. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti. Giovanna, ragazzi, volevo sapere se Gaetana, 17 settembre 36, la Gaetana, vende casa entro fine anno. Del 36, caspita. Sì, è una super veterana. Dovresti farla venire nella chat. Perché 36, scusa, fammi fare un conto veloce, mettiamo 40 per arrotondare, da 40 a 2000 siamo a 60, più 20 siamo 80, più i 4 che avanzavano, 84 anni, hai capito? Gaetana, brava. Dov'è la nostra Gaetana? E guarda, la vende la casa entro fine anno. Ha aspettato un pelino, però insomma. Perché hanno a decidersi. È una tipa riflessiva, eh? Sì. È brava la nostra Gaetana e dovrebbe farcela. Ok, vediamo anche le sibille. Ma sì. Allora, care sibille, diteci se Gaetana, 17 settembre 36, riesce a vendere la casa entro fine anno. Grazie. Beh, allora, gelosia e Imeneo, dunque sarà un accordo un pelino sofferto, non proprio tutto liscio. Vediamo cosa ci raccontano comunque le sibille. Allora, messaggero, malinconia, leggerezza, disgrazia e donna di servizio. Dunque, diciamo che probabilmente la scelta della vendita della casa nasce da una qualche circostanza piuttosto pesante nel passato recente, dunque abbiamo magari la necessità di rientrare di un po' di capitale oppure di rispondere a esigenze diciamo più adeguate alla situazione attuale. Comunque non è stata per la signora Gaetana una scelta facile, ci ha pensato un po' ed è stata anche evidentemente con questa carta della malinconia e della leggerezza ha avuto anche paura di fare un passo avventato, però a un certo punto è diventato purtroppo necessario e da quel momento si è data da fare. Allora, conversazione, viaggio, dottore, dispiacere. Dunque, è possibile che si sia già rivolta a qualcuno, perché siamo nella linea del presente, a qualcuno che si occupi, dunque di sua volontà, a qualcuno che si occupi di questa cosa, ma probabilmente ha ricevuto o deve ricevere nell'immediato una qualche notizia, magari si tratta di questioni di prezzo oppure c'è qualche impiccio burocratico, comunque c'è un qualcosa che porta un certo affanno, ma attenzione, niente di irrisolvibile, a quanto pare è solo questione di denaro,
ma sarà comunque una situazione favorevole. Vedi che poi c'è l'accordo e con la consolazione, dunque diciamo che un po' adesso il momento un po' più travagliato, con qualche piccolo impiccio, però più avanti appunto mi sembra che trattando sul prezzo la cosa possa andare in porto. Allora, cos'è che c'è qui? Che probabilmente un altro fattore che rema un po' contro è che forse non tutte le persone sono d'accordo su questa vendita. Io non so quante persone possano essere coinvolte, però a quanto pare una delle figlie, che è comunque una figlia grande, che ha già famiglia anche per i fatti suoi, forse per questioni di attaccamento alla casa o per qualche altra ragione, non è che sia proprio per la quale, però insomma diciamo che comunque abbiamo visto che un accordo ci sarà. Allora, andiamo avanti. Abbiamo Michelle. Non ho capito Allora, la domanda. allora, dunque te la interpreto io, intanto la leggo perché io non l'ho ancora letta. Allora, ciao carissimi, allora vorrei sapere, dato che domani c'è la visita del mio bambino Michele, i pensieri di Luigi, 3 novembre 77 a riguardo. Premetto, Ilde, che sto continuando il mio silenzio stampa. Allora, te lo spiego molto rapidamente così che tu possa inquadrare bene anche la domanda, altrimenti se non capisci la domanda è un po' difficile poterle dare una risposta. Allora, Michelle attende un bambino, è incinta e dunque farà una delle visite di controllo che si fanno periodicamente. Dunque, domani c'è questa visita. Sicuramente il Luigi, che è il padre del bambino, è stato informato della visita, ma al momento la loro relazione è chiusa e anzi non si sentono. Lei chiede cosa pensa Luigi riguardo questa, probabilmente la visita, perché menzionando la visita. Un circuito Di valutazione probabilmente. Sì, userei questo qui, guarda. Dimmi un po' se ti piace. Sì, va bene, va benissimo direi. Vediamo un po' come... Allora, la qualità dei pensieri di Luigi nei confronti di questa situazione, vediamo un po'. Bene, fammi un po'. Luigi, 3 novembre 77. È un po'... È un pochettino della serie... come la vedi tu? Perché ti vedo un po' pacchiata anche te che guardi la risposta. Sto guardando questo insufficiente con un po' di dispiacere perché chiaramente deve interpretare. Questo Luigi un pochettino, diciamo, così un po' sulla difensiva, diciamo che se fossi un allenatore di calcio lo terrei in panchina, non è proprio un... Ma infatti Michelle lo ha messo in panchina. Sì, allora, vediamo non un po'. continuo perché sennò ci porta alla depressione, però diciamo che... Allora, vediamo i pensieri di Luigi riguardo la visita e non so, penso che avendo menzionato la visita di domani, tu voglia sapere cosa pensa Luigi di questa visita. Vediamo un pochettino. Mamma mia, anche il taglio non è, vedi? Sì. Tosto il taglio, Sembra entrato in una questione di puntiglio. Che poi, da quello che sto vedendo, allora guarda, ladro, gran signore, militare, prigione, ammalato. Beh, una linea terribile. L'unica carta che... Sì,
L'unica carta che si salva è il Gran Signore, ma comunque in mezzo al ladro e militare è chiaro che è in una posizione scomoda, nel senso che questo Luigi qualche qualità di cui ancora facciamo fatica a trovare traccia, essendo comunque così afflitta da queste altre carte, diciamo che qualche qualità sembrerebbe averla, perché il Gran Signore probabilmente riferita al passato può indicare magari un momento in cui lui era comunque piuttosto coinvolto o deciso nella questione, però in realtà ladro e militare è un po' come se ci fossero delle interferenze sia interiori che esteriori, perché esteriori per questo, dunque forse lui ha ricevuto delle pressioni, e sue interiori per questo. Dunque lui, diciamo che ha cominciato a entrare in conflitto segretamente, perché il militare non sempre agisce con un piano che rende pubblico, altrimenti che piano è? E giustamente sono strategie, sono azioni forti, anche decise, no? Dunque sembrerebbe proprio che lui, a causa appunto di interferenze esterne, abbia deciso di interrompere, ma che non è che sia stata una decisione semplice, perché c'è anche ammalato. Dunque l'ammalato può voler dire o che lui comunque abbia patito lui stesso della sua decisione, per la sua decisione, oppure che comunque è una decisione, è un fermo che lui ha imposto, che però lo abbatte, non è, come dire, forte come sembra. Al momento, guarda, donna di servizio, pensieri, giovane fanciulla e gelosia. Allora, lui è combattuto. Il suo pensiero chiaramente non è costruttivo al momento, perché sì c'è, però è afflitto, nel senso che è un pensiero rivolto anche verso di te, che rispetto a lui sei più giovane, sei la giovane fanciulla, ma è anche un pensiero di come sarà il futuro, che magari vive con una certa incertezza. E dietro con la carta della gelosia qua c'è ancora tanta rabbia in lui, non si capisce perché sia arrabbiato, però è arrabbiato, anche perché ha fatto tutto lui. Dunque, nel prossimo periodo però, fedeltà, leggerezza, domestico, poi viaggio, nemica, la riunione. Allora, la mia sensazione di questa, per interpretare comunque questa sequenza di carte, è che ad ogni modo lui nei confronti del bambino comunque abbia un affetto, non è che non ce l'ha, però è stato, come dire, soverchiato, diciamo così, da una serie di paure, ma anche dalla sua incapacità oggettiva di prendersi delle vere responsabilità. Dunque, secondo me, siamo di fronte a una persona che non è all'altezza del compito, perché rischia di essere, o di essere stato in un certo senso, o di essere in futuro magari un pochettino superficiale, ma nonostante ciò domestico garantisce che si occuperà di quello che riguarda la sua responsabilità nei confronti del figlio. Dunque diciamo che piangiamo con un occhio. Lui comunque viaggio, nemica e riunione. Non è la prima volta che lo vedo in viaggio, secondo me tornerà. Tornerà e dovrebbe palesarsi. Dunque, non è che il suo palesarsi sia chissà che successo, però intanto un accordo, un qualcosa, a dispetto di queste forze opposte, a dispetto dei pettegolezzi, a dispetto delle cattiverie che vengono dette, perché qua ci sono delle cattiverie che vengono dette forse da parte di qualcuno, comunque si prenderà pena, no? E giustamente del suo compito e del suo dovere, dunque c'è una carta di riuscita. Allora,
Amatrice, vedovo, nemico e conversazione. Lui intanto ha grandi rimpianti nei tuoi confronti. Quale sia la natura di questi rimpianti non ci è dato capirlo, anche perché con la carta del nemico dietro non ti posso dire che sono rimpianti di averti perso, ok? Sono dei rimpianti di natura non propriamente positiva, però comunque, nonostante ciò, con la carta della conversazione potremmo anche dire ha dei rimpianti verso di te, ma qualcuno parla, capisci? Perché abbiamo un nemico e la conversazione, dunque qualcuno parla e continua a interferire, oppure i suoi rimpianti non sono positivi, ma comunque dialogherete. Comunque ti ho già detto che con la carta della riunione, secondo me, e comunque anche quella del domestico, lui la sua parte, a dispetto di tutto, la farà. Se poi la farà solo da un punto di vista materiale, probabilmente perché è in grado di far solo quello. Andiamo avanti, abbiamo la domanda di Liliana. Vuole sapere come andranno le sue vacanze. Liliana, 27 gennaio 53. Va bene, vediamo subito come andranno le vacanze di... Beh, avevi il quadrante della valutazione, poteva andare bene anche quell'altro che hai tolto, che ne so, dico. Lì risponde da decisamente negativo a ottimo, direi che... Come andranno le vacanze di Liliana? Ma diciamo che saranno delle vacanze tra il discreto e il buono, diciamo che saranno delle belle vacanzine, vacanzine che belle, sì, saranno delle belle vacanze. Sì, probabilmente visto un po' l'assestamento che ci è voluto, probabilmente magari dovete entrare, come dire, un po' nello spirito del posto, del prendere confidenza col luogo e poi andrà bene. Mi è sembrato che incalzasse comunque in modo positivo. A me sono cadute 4 carte mentre mescolavo. Superbia, artista, gran consolazione mercante. Può essere che la valutazione del luogo non sia stata proprio una scelta semplice, che magari ci sia voluto un pochino per trovare un accordo, ma sembrerebbe proprio che dia delle soddisfazioni. Comunque facciamo la stesa, vediamo un pochino. Liliana, le vacanze di Liliana, Sibille, per favore, raccontateci come saranno. Ci facciamo un po' i fatti tuoi, Liliana, col tuo permesso. Allora, vediamo un po' le vacanze di Liliana. Allora, Liliana, la linea del passato parla di dottore, domestico, nemico, amatrice e lettera. Dunque, se la dobbiamo prendere alla lettera, a parte il fatto dell'ultima carta che mi gioca sulla parola, potrei quasi immaginare che una persona che non è stata tanto bene o che ha avuto bisogno di cure, o un uomo che ci ha dato una mano, comunque cioè sembra che metta l'accento sul fatto che ci sia qualcosa o qualcuno da curare, qualche situazione da sistemare. Perché questo? Perché anche nelle carte che sono cadute prima c'era la carta dell'ammalato ed è tornata anche qui nella stesa. Dunque la sensazione è che forse il viaggio o l'organizzazione del viaggio abbia avuto dei momenti di difficoltà, probabilmente per una mancanza di accordo, oppure c'era l'idea di andare a sistemare qualcosa o di fare visita a qualcuno e
comunque ci sono stati degli ostacoli o dei contrattempi. Ad ogni modo poi si direbbe che la cosa comunque abbia coinvolto una figura che appartiene al passato con cui direi che ci sono stati degli scambi. Magari per organizzare ti sei rivolta a qualcuno che conoscevi già e diciamo che insomma non è stato comunque tutto liscio, tutto semplice. Ancora adesso leggerezza, nemica, bambino e stanza. Diciamo che intanto hai bisogno proprio, si direbbe che tu abbia proprio bisogno di staccare la spina, di alleggerirti di un periodo che comunque magari è stato dedicato a prenderti cura di qualcosa, a risolvere degli impicci, dei problemi, dunque te lo meriti. Forse sogni anche, non lo so dove che andrete, però questa è una carta che può parlare anche di posti non proprio dietro casa, dunque può anche voler dire appunto un viaggio o magari siete solo, che ne so, quelle persone che vivono al nord e che hanno origini al sud e fanno tutta la traversata d'Italia. Voglio farti un esempio per far capire che questa è una carta che indica comunque un cambiamento non soltanto di luogo, ma anche proprio di mentalità. Allora, è possibile comunque che questa leggerezza, questo bisogno di svagarti che hai sia causato anche da un qualche o una persona che ti ha un po' stancato o qualche situazione che si è fatta pesante anche proprio a livello verbale. Comunque ci sono delle cose che hanno agito e che continuano a agire al presente, perché questa è la linea del presente, venendo a dare un po' di problemi, di difficoltà. Possono essere anche appunto difficoltà causate dall'intervento di qualcuno. Dunque, diciamo che con qualche difficoltà questo viaggio si farà, perché vedi che c'è l'inizio e la stanza, dunque comunque un qualcosa di positivo. In effetti, denaro, sacerdote, casa. Allora, io non so se parti col marito, non so che tipo di viaggio avete organizzato, però è una vacanza che sarà comunque ben strutturata, ben organizzata, comoda, perché vedo anche la figura della casa, dunque c'è un qualcosa di molto positivo, è appagante, però c'è un clima un po' di freddezza, dunque o sei in una situazione dove magari le persone con cui partirai non è che c'è proprio questa grande armonia, oppure comunque c'è un po' di freddezza in famiglia, e magari il tentativo di fare, o il viaggio sarà anche proprio cercare di superare un po' queste cose. In effetti vedi ammalato e vecchia signora, o magari anche un viaggio che fate per andare a trovare una persona, magari la mamma, se qualcuno di voi ha ancora i genitori in vita che sono anziani, può anche essere questo un po' il senso di queste due carte. Comunque c'è la preoccupazione nei confronti di una donna grande, c'è questa visita che si va a fare. Comunque è una carta positiva questo della fedeltà, dunque mi sembra che, come ha detto il Marietto, nonostante qualche impiccetto e forse qualche disaccordo, il viaggio di per sé andrà bene. Allora, hai dovuto lottare però, perché morte, sospiri, forse non era un viaggio voluto da tutti, oppure comunque avete dovuto superare certe circostanze, perché magari sembrava che il viaggio fosse quasi pronto, quasi pronti ad andare, ci sono stati dei ritardi. Comunque, grazie a un'imposizione, direi che poi, insomma, tutto positivo. Va bene, diciamo che più o meno questo è il senso. Spero comunque le vacanze andranno bene. Allora, abbiamo Beatrice. Ci sei, Marietto? Certo che ci sono, sto Ok, non ascoltando ti perché ero sentivo più. incantato dalla stessa.
Allora, Beatrice, buonasera. Nascerà una storia d'amore tra me, cioè tra Beatrice, 25 luglio 85, e Giuseppe, 23 giugno 94. Vediamo se nascerà. Un pochettino, diciamo che non è caliente, diciamo che però adagio adagio, un colpettino oggi, un colpettino domani, una picconatina alla Cossiga, beh tu eri piccolina, non puoi capire cosa dico, ma diciamo una picconata di qua, una picconata di là, e si vede qualcosina, e alla fine sarà un bel sì. Ok, vediamo cosa dicono le Dai, Sibille. vediamo cosa dicono le Sibille. Poi dopo però, Ilde, sono già le 9:06, so che hai degli impegni familiari Sì, importanti. Ti sì, ho sì, visto sì. molto provata perché so che oggi hai avuto una giornata È stata impegnativa. una giornata surreale per tanti versi. Sì. Quindi questa è l'ultima, poi chiudiamo, Ilde, perché Certo, d'accordo, va bene. Allora, vediamo dunque se nasce questa storia d'amore fra Beatrice e Giuseppe. Allora, 25 luglio 85, 23 giugno 94. il pendolino gli ha dato la benedizione. Sì, un po' di attesa a quanto pare. Beh, intanto adesso abbiamo un'attrazione fisica soprattutto, eh. Sì. Allora, non si vede la prima linea, eccoci qua. Allora, amica, lettera, bambino, gran signore pensiero. Cominciamo dalla linea del passato. Direi che è cominciata con un'amicizia fatta di scambi, messaggi, dunque non è una cosa proprio recentissima, è una cosa che già però è nata qua come amicizia. Perché ti dico che è nata? Perché comunque c'è il bambino dietro, dunque direi che questa amicizia è la prima cosa che è emersa. Lui si direbbe un ragazzo comunque in gamba, più maturo della sua età, per certi versi, e secondo me se l'è fatto il pensierino di fare qualcosa di più. Questa è la linea del passato. Adesso vediamo il presente. Al momento non mi sembra che abbia intenzioni serie o comunque non ti devi aspettare che chissà che coinvolgimento, è più diciamo così, via, viversi la cosa per come viene, senza grandi aspettative e comunque si direbbe che un inizio, un qualcosa di cambiamento in realtà porterà dei contrasti, dei momenti, cioè non la vedo partire adesso, via, sembra ma non è. Bisogna aspettare un po', bisogna aspettare perché più avanti, vedi che poi c'è donna maritata, sacerdote sospiri, dunque anche in questo caso, cioè al presente, come ti ho detto, non ci siamo, lui vorrebbe ma qualcosa lo frena, non è del tutto convinto, vedi che è come se qualcosa non gli torna. Certo, ti ho detto che l'attrazione c'è, però ancora, insomma, forse non sa bene cosa ti aspetti tu, non vuole essere troppo coinvolto, c'è un po' così. Però donna maritata, sacerdote, sospiri, vedi che c'è anche un po' un raffreddamento, un allontanamento che lui farà per un periodo, un attimino, lo vedo proprio nel prossimo periodo. Adesso già è un po' strano, rispetto a come era prima, che era partito un po' più disponibile, più lanciato. Diciamo che ha cominciato un pochino a non essere più tanto chiaro nei tuoi confronti e un po' si è allontanato. Forse io non so se lui
con questa carta della donna maritata abbia già qualcuno vicino, oppure se ti veda grande, cioè magari è una cosa che all'inizio lo intrigava, ma che adesso o più avanti lo farà allontanare. Comunque, in realtà è solo una parentesi, perché effettivamente domestico, artista a casa, devo dirti che poi lo vedo di nuovo più disponibile, di nuovo cerca di affascinarti con i suoi modi e il suo charme, e vedo dell'intimità. Dunque credo che ci voglia un pochino, perché lui passerà svariate fasi attraverso vari colori, diciamo così, però poi sembra che un pochino di intimità in più debba arrivare. Devo dirti che l'esito non è proprio stratosferico, però ti rispondo anche ricordandoti che parla per eventi, e magari ci dobbiamo aspettare che nel prossimo periodo ci sarà un po' di confusione nei suoi modi, che magari qualcosa che lui ti dirà sarà, magari da una parte ti darà un dispiacere, dall'altra però comunque sarai contenta lo stesso di come si porrà nei tuoi confronti. Però temo che insomma poi c'è ancora qualcosa da chiarire bene, non mi sembra proprio ancora tutto bene in ordine o bene in chiaro, ci sono ancora degli ostacoli. Bene, Marietto. Stratosferica tu invece, bravissima, perché so che oggi hai avuto una giornata super impegnativa, ti sei alzata Sì. prestissimo, stanotte hai lavorato. Ho lavorato fino a tardi. Sì. Tutta la notte praticamente, quindi grande impegno. Nonostante tutto sono qui Sei per qui i ad nostri aiutare i amici. nostri amici. Tra l'altro, cosa ne dici se salutiamo anche gli altri che ci hanno raggiunto prima di Sì, salutare volentieri, perché vedo che regia? tanti nostri amici Sì. ci hanno raggiunto dietro. C'è Rossella, Marina, Liana, Giusy. Cira, Rosa, Paola, Giusy, Cira l'ho salutata, sì, Lo scudo Scudo, Energo. poi Maurizio Antonio, che comunque avevo già salutato prima, Sì, poi c'è, Giusy, l'ho salutata? Giusy sì, l'avevo salutata. E poi Fabio, ecco, lui era una novità. un new entry, diciamo. Gli risponderemo nei prossimi Sì. incontri. Allora, vi ricordo che l'appuntamento con il Marietto adesso tornerà sabato pomeriggio alle 16. Io sono in forze per venerdì sera, vi dico anche perché finalmente dopo un anno ho rivisto e rivedo mia sorella che è qui da me, dunque sono indecisa, giustamente capirete che venerdì magari può essere che io non ci sia, è da vedere, va bene, magari vedrò di fare il possibile, poi chi c'è, va bene? Non prometto nulla. Io ringrazio comunque per questa serata, comunque nei prossimi giorni tornerà tutto normale, ma ho una visita a cui tengo tantissimo. Bene, Marietto. Niente, salutiamo i nostri amici, ringraziamo di essere stati qui più o meno 40 minuti con noi, di averci fatto compagnia, chiaramente per venerdì prossimo tutto in forza, per sabato sicuramente. Sabato ci sarò. Ci siamo, ma venerdì avrai una giornata di libertà vigilata Mica tanto, però almeno la sera, visto che sarà venerdì, magari venerdì sarò impegnatissima tutto il giorno, ho un po' di consulti prenotati, però per la sera magari, visto che c'è mia sorella, tenderei. Giustamente. Poi tornerà al profondo nord e io sarò ancora qua al profondo sud, dunque va bene. Benissimo, allora io auguro a tutti un buon proseguimento di serata, ringrazio per la compagnia e spero siate stati bene. Ciao. Alla prossima.